Sono in compagnia del maestro Nicola Furlan. Dopo la bella mostra recente, peraltro, al Centro Culturale Candiani a Mestre, oggi espone le sue opere in un'altra location decisamente prestigiosa, ma questa volta a Treviso, Casa dei Carraresi. Quindi è un buon periodo, direi, insomma, un buon momento per l'arte di Furlan, per la promozione della sua arte. Quindi volevo capire anche che tipo di sensazioni, di emozioni, insomma, sta vivendo in questo periodo. Sì, perché prima il Candiani, adesso qui sono due mostre piuttosto importanti, soprattutto questa che il sfondo è nero e il quadro risalta di più. Certo. È un effetto più evidente. Sì, di forte impatto, insomma. E poi ci sono, come anche al Candiani, opere di diversi periodi e con diverse tematiche, eccetera. Molto interessante, ad esempio, questo trittico, no? Che non è sono solo opere recenti. Esatto, non è solo un quadro, ma c'è questa terza dimensione e poi questi elementi che iniziano ad apparire, da quello che ho capito, durante la pandemia, questi elementi più scuri, no? Quindi la pandemia che sì. Esatto, opere molto significative, insomma. Sì, io filtro un ricordo, il colore di un ricordo lo filtro. Certo. E questo è il risultato. Inoltre qui voglio che dentro ci sia proprio tutto quello che ho in mente, cioè quando arriva la luce su un quadro normale, la luce si ferma qui, mentre nei miei quadri supera la superficie, entra e dà vita al quadro in pratica. Certo. Supera questo velo. Questo velo entra e si ferma, perché infatti nei miei quadri non c'è profondità, nessun quadro ha profondità, sono sempre in superficie. Certo. Questa importante mostra fa parte di un percorso che ormai dura da diversi anni e lei è con la Dan Venice Art Gallery praticamente dalla sua fondazione. Sì. E quindi volevo capire un po' qual era stata la sua esperienza con questa realtà e quali sono anche i suoi progetti in questo momento e anche per il futuro, naturalmente. Per il futuro adesso bisogna vedere che dopo due eventi così importanti bisogna anche fermarsi e riflettere un pochino e dopo si prosegue. Non so su che strada, magari nuova o vecchia, però si prosegue. E da un punto di vista squisitamente creativo, che momento è? Infatti su questo terza dimensione ho fatto anche 4-5 opere, queste sono le ultime proprio. Questa è la direzione del momento. Sì, del momento così, sì, proprio. Bene, allora invito tutti a seguire ovviamente sia l'artista che la galleria, la Dan Venice Art Gallery, su tutti i vari canali social e venire naturalmente qui alla Casa dei Carraresi a Treviso a visitare questa bella mostra che sarà visitabile fino al 22 di settembre e quindi sì, siete tutti invitati a vedere opere recenti e meno recenti di questo grande maestro veneziano. Grazie a tutti. Grazie a voi.